Sono passati 80 anni. 80 anni, esatto. E allora ritengo giusto ricordare questo avvenimento, perché l'unica bomba che è scesa, hanno sbagliato, dovevano bombardare la ferrovia e invece hanno sbagliato e hanno bombardato su una casa e sono morte 8 persone, di cui il papà con le sue bambine, altre persone, mia zia di cui io porto il nome, il nonno, il nostro nonno, e sua mamma poi è rimasta ferita all'ospedale parecchio tempo e ci sono stati anche 15 feriti. E i funerali poi si sono svolti partendo dalla casa del fascio, che si trova in piazza Garibaldi a Gallarate, e hanno proseguito con i camion dei militari, erano, e con i militari che facevano la scorta, sono arrivati fino a Madonna in Campagna dove hanno celebrato il rito funebre. E poi sono arrivati nel cimitero monumentale qui di Gallarate e prima sono stati messi, li chiamano, sottoterra, no? Dopo 10 anni li hanno riesumati e il comune sempre a loro spese ci hanno regalato le cellette dove attualmente sono ancora lì, perché quelle rimangono perennemente. E mia zia Valeria, per esempio, lei era una che giocava a pallacanestro, era una sportiva, giocava con quelli del fascio, insomma con quelli del fascio, dietro La la squadra di biblioteca allora. qui a Gallarate, e se non mi sbaglio, però non sono sicura, esiste una lapide, un qualcosa che ricorda quell'avvenimento. E i vostri familiari come ricordavano, i sopravvissuti, come ricordavano l'accaduto? Prima Eh, mi parlavate della zia che stava uscendo, era in cortile. esatto, io sono nata 4 anni dopo, 3 anni dopo, perciò due Due anni anni dopo. dopo, perciò io non me lo ricordo tanto, mio fratello aveva solo 3 anni, e sì, però quando se ne parlava non se ne parlava, perché per loro era sempre un dispiacere. Cioè è rimasto scioccati, sono rimasti. Un aneddoto che raccontava spesso mia mamma era quella che eh, al mattino la zia stava andando a lavorare, ha visto l'aeroplano in alto, ha chiamato mia mamma e gli dice guarda gli aeroplani. Ecco, queste sono state le ultime parole che ha detto la zia. Mentre è scesa la bomba, e l'hanno lei è rimasta presa. uccisa in cortile mentre le altre persone sono morte sotto le macerie Alcuni, delle per esempio, case un distrutte. signore è morto in bagno, e due Sì, nel cortile, uno a letto, uno così. Per esempio mia zia lavorava nel magnificio Sironi qui a Madonna in Campagna e le ragazze lì le hanno fatto un vestito bianco, diciamo, da sposa, insomma, un vestito bianco. E poi tutte le ditte di Madonna in Aspetta. Campagna hanno fatto una colletta, si dice, hanno fatto una colletta, hanno tirato sui soldi per aiutare un po' queste persone che sono rimaste anche ferite, e così. e senza casa. Ecco, e poi. Tra poco saranno 80 anni dalla data. Esatto, Che 21. impressione vi fa vedere i bombardamenti, le guerre oggi in televisione? A me dà fastidio perché, per esempio, l'ultima volta che ho visto tra Trump e l'altro, sono rimasta un po' scioccata perché proprio, cioè, per me Trump è un po' come Putin, del dittatore, che guardano solo i loro interessi e basta. Ha preso, è andato in Ucraina, si è portato via un pezzo di terra però. D'altronde questi bombardamenti qua, da quel che mi ricordo io dalla guerra del Vietnam, per arrivare a giorno d'oggi non è che siano belli. Dopo aver sentito mia mamma Esatto, tutti le questi storie morti, recenti, per quanti sono rimasti si anche, rimane impressionati. insomma, rimane un po' una cosa. Però a mio avviso è giusto ricordarli non solo per i nostri parenti, diciamo, ma per tutte queste 7 persone che sono morte, ecco. Per centinaia di migliaia di persone che sono morte in tutta Italia. Sì, che questo stanno poi il morendo oggi. bombardamento è arrivato da tutte le parti in Italia, però noi che siamo di Gallarate ritengo di dover insomma,
fare come posso dire, una ricorrenza, ecco, riconoscere queste persone che hanno dato la loro vita per chi, non si sa.